benvenute e benvenuti a tutti, studenti e studentesse, i nostri relatori e la relatrice e ovviamente gli ospiti esterni che hanno voluto iscriversi e accettare il nostro invito. Allora, questo è il primo webinar che è intitolato La sostenibilità comunicata, paradigmi, insidie e fiducie nella comunicazione della sostenibilità. Il primo webinar previsto per studentesse e studenti del corso sullo sviluppo sostenibile, seconda edizione anno 21-22. Il webinar è organizzato dal gruppo di lavoro RUS, Rete per lo sviluppo sostenibile delle università italiane, gruppo di lavoro UNIUD, ed è inserito nell'agenda nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. A questo punto io inviterei il magnifico rettore dell'Università di Udine a dare il via ad alcuni saluti istituzionali che abbiamo previsto per questo pomeriggio. Prego, Rettore. Grazie, grazie Renata, professoressa Codili, anche per lo sforzo organizzativo naturalmente di questa seconda edizione. Io do a tutti, diciamo, il benvenuto in questa stanza virtuale dell'Università di Udine, ricordando anche che questo corso, appunto la seconda edizione, ha come obiettivo quello di creare ulteriormente, ma insomma continuare a costruire un po' la cultura della sostenibilità, la consapevolezza di tutti i temi che poi dietro si nascondono a questa parola che è decisamente trasversale. Mi fa piacere ricordare anche, se lo ricorderà sicuramente la professoressa Lombardi poi dopo di me, che qui a Udine qualche anno fa ci fu anche una riunione di tutti i rettori e i loro delegati per stilare un vero e proprio documento, insomma un manifesto della sostenibilità che indicava un pochino tutte le strade che le università avrebbero potuto seguire proprio per raggiungere questi obiettivi. Fra le varie cose che si fanno all'Università di Udine, oltre ad aver aderito a questa rete delle università per lo sviluppo sostenibile, c'è anche questo corso trasversale ideato e voluto dal nostro gruppo RUS. Ricordo in particolare poi il contributo del professor Marangoni, che è stato delegato fino a qualche giorno fa, ma ancora alla sostenibilità, ma che ha dato l'avvio proprio a tutta questa UniUD sostenibile. Insomma, devo attribuire il merito a lui, e semplicemente ho recuperato questa eredità e condiviso con tutti i colleghi che ancora danno il loro contributo. Il corso diciamo è bello, molto bello ed è trasversale, e quanto sia attrattivo lo si vede dal numero di persone che aderiscono, non solo semplicemente per pura curiosità, ma anche perché proprio ci si rende conto di quanto il tema abbia bisogno di essere trattato con accuratezza. Già il titolo di quello che è stato ricordato dalla professoressa Codilia del webinar di oggi dice come bisogna affrontare temi di questo tipo per evitare di cadere nel banale, eccetera. La scienza ha sicuramente un compito importante in questo, anche poi nella divulgazione. Il corso naturalmente è rivolto agli studenti, ma non solo, ed è reso importante, in particolare in queste questa novità di quest'anno, questi due webinar, dalla partecipazione di autorevoli relatori. Ringrazio già anche da subito Federico Rossi e Anna Sfardini. Poi Federico Rossi, devo dire che vedo una maglia di Chiellini, spero che sia quella della Nazionale, non quella della Juventus, perché è nota la mia fede nera-azzurra. Io avrei delle grosse difficoltà a darti il benvenuto, ma comunque accetterò la tua professionalità in tutto questo.
E io credo che siano occasioni importanti a cui noi dobbiamo dare seguito e anche dare il giusto peso e la rilevanza, non solo riconoscendo i crediti agli studenti, ma dando credito proprio a tutte queste azioni che stiamo sviluppando. Quindi per me fa molto piacere anche che questa iniziativa, uno dei corsi trasversali, interdisciplinari che anche il nostro Ateneo offre, entri all'interno dello Festival dello Sviluppo Sostenibile. Quindi sì, il mio è un saluto di benvenuto e di buon inizio, ma soprattutto di ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo e che gettano le basi perché questo diventi sempre un messaggio sempre più forte, sostenuto dalla scienza e propagandato, e propaganda magari è brutto, ma insomma diffuso attraverso la voce e le orecchie di quelli che ci staranno ascoltando. Grazie ancora e buon lavoro e buon proseguimento. Grazie molte al magnifico rettore Roberto Pinton. E continuiamo così alcuni interventi di introduzione di saluti istituzionali. È stata citata appunto la RUS, rete delle Università Italiane per lo Sviluppo Sostenibile. La Presidente del Comitato di Coordinamento della RUS, non potendo essere presente oggi live nel webinar, come ormai abbiamo imparato a fare, ha video registrato il suo intervento proprio per augurare buon lavoro e per inaugurare, tra virgolette, un'inaugurazione virtuale, ma pur sempre un'inaugurazione della seconda edizione del nostro corso. Prego Federica Vassallo se può mandare il video di saluti della professoressa Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per questo invito, grazie in particolare al magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton. Saluto con piacere il delegato alla sostenibilità, il professor Marangon, e ringrazio la coordinatrice del corso di studi sullo sviluppo sostenibile. Io sono Patrizia Lombardi e sono presidente della rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile, la RUS, una network di atenei che è stata promossa dalla Conferenza dei Rettori nel 2015 e rappresenta tutt'oggi la prima esperienza di coordinamento e di condivisione delle università italiane sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. La RUS raccoglie intorno a gruppi di lavoro circa 800 delegati e mobilita 1.800.000 studenti e studentesse su questi temi. Perché? Perché c'è effettivamente bisogno di una transizione verso un paradigma di sviluppo più sostenibile. In tutti questi anni abbiamo lavorato in sinergia insieme ai rettori delle università italiane, e l'Università di Udine è in prima fila in questo percorso. Pensate che nel 2019 proprio a Udine si è istituzionalizzato un accordo tra atenei, il cosiddetto patto dei rettori, un manifesto proprio sui temi dello sviluppo sostenibile e della transizione dei territori verso una sostenibilità ambientale, economica e sociale. Proprio a partire dall'attività che è stata realizzata nell'ambito di questo importante accordo si è potuto dar vita ad una serie di azioni che hanno portato le università italiane ad essere più virtuose. In particolare abbiamo attivato insieme all'Agenzia per la valutazione delle università e della ricerca dei nuovi criteri, un'attenzione a quella che chiamiamo la terza missione delle università, e quindi alla condivisione delle conoscenze e ad un processo di cooperazione e di partnership con gli attori del territorio, perché sappiamo che la sostenibilità
all'interno delle comunità e dei territori si può vincere solo se siamo in partnership e se lavoriamo in sinergia in questo ambito. E quindi con grandissimo piacere che vi do un grandissimo in bocca al lupo, un saluto a studentesse e studenti impegnati in questo percorso. È un percorso certamente accidentato, ma un percorso necessario per un futuro migliore. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo la professoressa Patrizia Lombardi per questi auguri, per questo in bocca al lupo, per appunto questo percorso che attende i nuovi iscritti al corso sullo sviluppo sostenibile, che tra un istante andrò a illustrarvi brevemente. Prima però lasciamo la parola al professor Francesco Marangon, che come avete visto in locandina è ancora indicato come delegato alla sostenibilità dell'Università di Udine. Ci scuserete, ma abbiamo divulgato, propagato la locandina prima che in questi giorni scorsi, venisse nominato appunto il nuovo delegato in carica dall'anno 21-22, che è il professor Salvatore Amaduzzi, che porterà attraverso Francesco Marangoni i suoi saluti. Quindi Francesco diventa il delegato del delegato, perché purtroppo questo pomeriggio il professor Amaduzzi è già impegnato con altri impegni istituzionali. Con Francesco abbiamo negli ultimi anni costruito, appunto, progettato il percorso del corso sullo sviluppo sostenibile. Direi che abbiamo interagito intensamente, appunto, cercando di fare il meglio per offrire agli studenti e alle studentesse appunto questo prodotto, questa offerta formativa innovativa. In effetti è ancora l'unica in Regione Friuli Venezia Giulia con questo taglio. Prego Francesco, a te la parola. Grazie alla professoressa Codiglia, grazie a tutte e a tutti per aver accettato questo nostro invito. È la mia prima esperienza dopo tanti anni di lavoro in questo campo di fare il delegato del delegato in presenza del delegante, cioè veramente questo credo sia l'apoteosi dell'incastro delle deleghe accademiche, il delegante e il rettore appunto, quindi normalmente i delegati non parlano quando c'è il rettore, ma in questo caso lo faccio, anche perché ci sono in locandina, la professoressa Lombardi mi ha citato come delegato, quindi a questo punto queste sono tutte cose che magari per chi ascolta o che magari è arrivato da pochissimo all'università dice ma di cosa stanno parlando questi signori in questo momento. Allora entriamo direttamente invece nel contesto che è molto molto importante per noi. Come avete sentito, questa è la seconda edizione, siamo stati molto soddisfatti del risultato della prima edizione, che ha visto una risposta veramente ampia, articolata, ma non tanto in questione per noi importante di numeri, ma è proprio sul fatto che abbiamo raggiunto uno degli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo anche agganciato l'idea, il lancio, la proposta, la suggestione della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile di fare un corso di base come questo, e cioè quello di essere trasversali. Il corso è aperto a tutte e a tutti gli studentesse e gli studenti dell'Università di Udine, ma non solo, poi ci sono anche altri soggetti a cui ci rivolgiamo. E questa presenza capillare in tutte le aree che la nostra università tocca è stato uno dei nostri risultati, forse fra quelli che ci hanno dato maggior soddisfazione, perché questo è uno degli obiettivi cruciali di questo modo di ragionare su questo argomento. Io non ho molto da aggiungere rispetto alle cose che avete già ascoltato, il senso, il da dove arriviamo, in che contesto ci inseriamo. Siamo collegati anche al Festival dello Sviluppo Sostenibile, all'interno del quale l'Università degli Studi di Udine propone diverse anche altre iniziative, per cui c'è un'area del sito dell'Università di Udine, dalla home page, voi trovate la parola sostenibile, cliccateci sopra e scoprite un po' quante cose cerchiamo di fare e quante altre dovremmo ancora fare, e aiutateci a capire quali temi affrontare, come affrontarli assieme a voi, per esempio come stiamo facendo dall'anno scorso con la Commissione Sostenibilità del Consiglio degli Studenti. Altra cosa piuttosto originale nel panorama accademico italiano è che esiste nella nostra università. Volontariamente il Consiglio degli Studenti si è dotato di una commissione che lavora in modo specifico sul tema della sostenibilità. Ora, questi elementi credo siano
esempi, ma importanti, di quanto per noi sia cruciale affrontare questo tema, e come fra l'altro con il sottoscritto avremo modo anche di riprendere, perché sono fra le persone che hanno contribuito ai contenuti di questo corso, anche proprio di questa logica di pervasività del tema, perché o lo affrontiamo così o lo releghiamo a qualche cosa di specifico e perdiamo tutta la sua potenzialità e la sua capacità di incidere. Buon lavoro e buon futuro a tutti. Grazie molte Francesco. E siamo quasi pronti per iniziare. Se mi concedete 2 minuti cerco di fare un rapido così, introduzione a quelle che sono le coordinate, tanto per cominciare a darvi qualche informazione su come si svolge il corso sullo sviluppo sostenibile. Come avete visto è un corso totalmente online, on demand, con appunto in modalità live come oggi. Abbiamo previsto appunto 2 webinar. Allora, come si svolge? Quali sono i contenuti? Il corso è strutturato in 6 moduli, di cui 4 moduli centrali riprendono le 4 P della sostenibilità, e quindi un modulo è dedicato a persone, P come persone, ed è focalizzato e centrato sugli obiettivi dell'agenda ONU che trattano maggiormente i temi della salute, del benessere delle persone, qualità della nutrizione, crescita, sviluppo psicofisico e qualità della vita degli agglomerati urbani. Il modulo numero 3 è intitolato Pianeta, e quindi abbiamo concentrato i temi dell'agenda ONU più focalizzati appunto su argomenti ambientali, gestione delle acque e degli oceani, sistemi di produzione dell'energia, temi climatici, cambiamento climatico, protezione dell'ecosistema. Il modulo numero 4 intitolato Prosperità, ovvero crescita, sviluppo, economia sostenibile, quindi temi di green economy, economia circolare, innovazione, temi di contrasto alla povertà e disuguaglianza e modelli anche di consumo più equi. La quarta P è una doppia P di pace e partnership, ovvero il modulo 5 tratta i temi legati all'uguaglianza, alla solidarietà, conciliazione, quindi temi di accesso equo alla giustizia, alle risorse, al trattamento economico, sociopolitico, in sintesi temi di empowerment di comunità e sviluppo inclusivo. A questi 4 moduli tematici sono allegati, associati altri 2 moduli. Il primo, il modulo numero 1, è intitolato appunto lo sviluppo sostenibile, perché cerca di fare un inquadramento su soggetti che hanno in carica appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale, ma cerca di darvi anche un inquadramento su paradigmi e modelli che oggi sostengono in qualche modo la ricerca in tema di sostenibilità. L'ultimo modulo, il modulo numero 6, intitolato Engagement, è più direttamente un modulo finalizzato a trasmettere buone pratiche, educazione di sostenibilità, informazione, comunicazione sociale, e presentare alcuni progetti che vengono realizzati, che sono in corso all'Università di Udine, in modo da ottenere il massimo engagement, coinvolgimento, partecipazione di tutte le studentesse e gli studenti, appunto con la finalità di cercare di influenzare, di modificare i nostri stili di vita e di consumo. Per ogni modulo è previsto poi il superamento di un test di verifica dell'apprendimento, e a conclusione del percorso tutti i partecipanti acquisiscono un credito formativo che a seconda del proprio corso di laurea può essere per esami a scelta oppure sovrannumerari o altre forme di crediti previsti. A questo percorso hanno partecipato e parteciperanno anche nella seconda edizione circa 30 docenti dell'Università di Udine, che quindi porteranno
così anche gli aggiornamenti di ricerca e teorici nei loro diversi ambiti, spaziando appunto tra tutti i dipartimenti, tutti gli ambiti disciplinari dell'Ateneo. Ma oltre alle lezioni sui contenuti abbiamo tenuto molto a inserire anche i progetti in corso, progetti di ricerca e di ricerca applicata, proprio per anche dare suggerimenti su tesi di laurea o ulteriori percorsi, perché no, di tirocinio e altro che possono essere a disposizione di tutti gli studenti iscritti. Il corso parte con la pubblicazione del primo modulo entro una settimana e poi appunto con una cadenza quindicinale ogni 15 giorni verrà caricato una parte di modulo, ogni modulo è diviso in 2 tranche. Questo l'abbiamo fatto in base ai suggerimenti che gli studenti dell'anno scorso ci hanno indicato per rendere più fluido, più agile la fruizione, quindi non concentrarla troppo, e poi appunto alla fine di ogni modulo, dopo 8 giorni, viene caricato anche il test. Quindi consigliamo a tutti gli studenti di tenere questo ritmo, anche con la possibilità di scegliersi i tempi, i momenti più comodi per fruire i materiali, e di appunto completare poi tutto il percorso entro 31 luglio, la scadenza è tassativa, quindi quella è l'ultima data utile per appunto anche completare i test e vedersi poi riconoscere il credito direttamente nella propria carriera universitaria, e questo viene fatto appunto in automatico. Io mi rendo disponibile assieme alla tutor alla fine di questo incontro per darvi ulteriori informazioni di dettaglio su come si svolgerà il corso e quindi rispondere a tutte le vostre possibili curiosità e domande. Ma ora vorrei appunto far partire i contenuti di questo webinar e quindi presentarvi e dare la parola ai nostri relatori e entrare un po' di più direttamente appunto nei temi di comunicazione della sostenibilità. Abbiamo deciso di partire dal tema della comunicazione perché, come diceva anche il nostro rettore, è veramente importante non solo conoscere bene gli argomenti, ma anche riuscire a trasferirli, a condividerli, e ognuno di noi, ogni studente e studentessa che partecipa a questo percorso può diventare ambasciatore e trasferire i temi ai propri amici, alla propria famiglia, quindi diciamo, come dire, diventare un comunicatore, perlomeno un influencer, perché può influenzare appunto amici conoscenti. Vi presento il primo relatore e poi faremo la professoressa Sferdini, poi la presentiamo dopo per non darvi troppe informazioni tutte assieme. Allora, il primo relatore, Federico Rossi, consulente aziendale e socio fondatore di Sintesi Comunicazione, che è una società di consulenza nell'ambito del marketing e della comunicazione, e ideatore del progetto Sintesi Sostenibile, basato su un'innovativa sinergia tra valutazione tecnico-scientifica della sostenibilità e comunicazione ambientale. È autore, insieme a Maria Grazia Persico, del libro Comunicare la sostenibilità. È stato curatore di numerosi corsi di aggiornamento e laboratori sia universitari sia della realtà associativa, ed è delegato, questo per me almeno è molto interessante, delegato territoriale per il Triveneto e membro dell'osservatorio sui cambiamenti della comunicazione di Unicom, Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione. Quindi si può dire a tutti gli effetti un comunicatore. Benvenuto a Federico Rossi, a te la parola, prego. Se hai bisogno di assistenza per caricare le slide, c'è Federica sempre allerta, prego. Grazie professoressa, buongiorno a tutti.
Ora dovrei riuscire dopo a condividere lo schermo, quindi con le slide dovrei essere abbastanza autonomo, anzi innanzitutto vorrei rassicurare il magnifico rettore che la maglia effettivamente di Chiellini è della nazionale, quindi l'altra è di Baggio, sempre della nazionale, quindi è stata una scelta molto ecumenica, diciamo, per non diciamo, toccare equilibri spesso e volentieri molto, molto delicati. Allora, io innanzitutto sono molto, molto contento del fatto che vedo che siamo in 177, cioè quindi un numero veramente, veramente alto, e questo qua diciamo, diciamo, comunica già un'indicazione importante, il fatto che la sostenibilità in questo momento storico effettivamente è un tema importante, cioè un tema estremamente centrale, è un tema del quale si sta dibattendo tanto, si sta parlando tanto, anche se come tutte diciamo, le tematiche mainstream spesso e volentieri non se ne parla in maniera così corretta, perché se lo vedremo in questa 20-25 minuti, vedremo che la tematica è estremamente complessa e effettivamente, come richiamava prima giustamente il magnifico rettore, servono soprattutto per la parte di comunicazione ambientale, quindi di sostenibilità ambientale, delle importanti fondamenta tecnico-scientifiche. Ora io vado a condividere lo schermo così abbiamo anche un po' di supporto. E quindi prima di vedere come comunicare la sostenibilità, cosa voglia dire comunicare la sostenibilità, dobbiamo capire cosa sia la sostenibilità, perché in comunicazione cioè, vale una regola, cioè, si dice content is king, cioè i contenuti sono fondamentali, sono la cosa cioè, più importante della dinamica comunicativa, ed è stata una cosa simpatica un po' come si è evoluta poi nella disciplina aziendale. C'è questo King che all'inizio, quando diciamo, vigeva più una visione economico-finanziaria, era cash is king, poi quando col marketing abbiamo iniziato a mettere al centro il consumatore, è diventato customer is king, e adesso con diciamo, questa centralità che tra parentesi spesso diventa anche bulimia comunicativa, è diventato content is king. Per non fare una cosa troppo tecnica, provato a dare un taglio diverso, quindi cercare di capire cosa sia effettivamente la sostenibilità, sfatando dei falsi miti, perché un po' come si diceva prima, se ne parla tanto, fortunatamente, perché io ho iniziato a fare il consulente di comunicazione di marketing nel 97, ho iniziato con Sintesi Sostenibile con questa nostra business unit nel 2006, e nel 2006 parlare di LCA, di Life Cycle Assessment, di Convalid EPD, quindi di Environmental Product Declaration, era una cosa cioè, da marziani. Fortunatamente adesso, anche se sono passati nel frattempo 15 anni, quindi ci abbiamo messo un pochino, queste tematiche sono estremamente centrali, però appunto come spesso capita, quando poi arriva un'onda così importante, non sempre poi il perimetro viene giustamente definito e inquadrato. Un esempio può essere questo, quindi vi lancio 3 provocazioni sostanzialmente per capire proprio la complessità della tematica, perché è evidente che se vi faccio vedere una bottiglia di plastica e una bottiglia in vetro e vi chiedessi quale secondo voi è più sostenibile, sostanzialmente quasi all'unanimità mi rispondereste la bottiglia in vetro. In realtà poi se andiamo a vedere da un punto di vista scientifico, cioè quindi andando a misurare appunto in quell'ottica di life cycle assessment, che vedremo poi fra poco molto velocemente cosa voglia dire, se andiamo a misurare gli impatti della produzione delle 2 bottiglie, quindi per esempio andando a guardare il fabbisogno energetico della produzione della bottiglia in plastica rispetto alla bottiglia in vetro, scopriremo che impatta molto di più la bottiglia in vetro, nel senso che la bottiglia in vetro richiede un fabbisogno energetico 33 volte superiore, quindi 33 volte superiore alla bottiglia in plastica. Questo semplicemente perché il punto di fusione dei polimeri plastici è infinitamente più basso rispetto a quello della bottiglia in vetro. Quindi fermandoci da questo punto di vista, non dico che potremmo dire che la bottiglia in plastica è più sostenibile, però cominceremo a guardarla diciamo con un'ottica e con un punto di vista leggermente diversa, partendo poi anche dal presupposto che in un'ottica di economia circolare potremo partire da polioli riciclati, quindi non più solo da materiale vergine, e quindi fare rientrare questa produzione della bottiglia in plastica in un ciclo di economia circolare. Poi è altresì vero che allargando la prospettiva, le
le famose 78.000 tonnellate di plastica negli oceani ci sono, cioè non è un Photoshop, cioè non è un fotomontaggio, anche se poi sono particolarmente concentrati in certe zone del pianeta, perché noi a livello di marine littering, quindi proprio di diciamo, inquinamento dei mari, diciamo, nella zona europea siamo sotto il 4%, però diciamo che quelle isole di plastica ci sono. E ci fa capire un'altra cosa, ci fa capire che però in realtà il problema della plastica negli oceani non è un problema solo della plastica, è un problema che c'è qualcuno che la plastica nel mare la butta, cioè la plastica non finisce da sola nel fiume, vuol dire che c'è qualcuno, semplificando, che dopo aver bevuto la sua bottiglia d'acqua in auto, invece di portarla a casa e conferirla correttamente nel bidone della plastica, apre il finestrino e la butta nel ruscello che costeggia la strada. Quindi c'è un problema anche di comportamenti. Questo qui ci fa capire che appunto la sostenibilità è un qualcosa di molto più ampio, è qualcosa di molto più complesso, come per esempio anche in questo caso, se io vi faccio vedere questa foto, cioè il classico petto di pollo dentro una vaschetta in polistirolo ricoperto da un film in polietilene, cioè quindi plastica, diciamo, mazza, qui siamo di fronte alla totale insostenibilità. Poi però anche qui, se allarghiamo un po' lo spettro di analisi e andiamo a vedere quelli che sono attualmente i nostri stili di vita, cioè quindi molto più frenetici rispetto a una volta, cioè nessuno di noi adesso va a fare la spesa tutte le sere, andiamo al supermercato il fine settimana, magari ogni 15 giorni, ne prendo il carrello e poi grazie ai sistemi di conservazione dei cibi, cioè, mettiamo in frigo e siamo tranquilli. Questa plastica, cioè questo polistirolo e questo film polietilene allunga e non di poco il ciclo di vita dell'alimento, cioè che in questo caso ci permette di tenere perfettamente conservato il frigo il nostro petto di pollo per 5, 6, 7 giorni, diversamente dal fatto che se fosse conservato nel semplice foglio di carta del macellaio invece durerebbe un paio di giorni. E quindi questo qui ci fa capire come determinati prodotti ci aiutano nel nostro stile di vita, in questo caso limitando e non di poco lo spreco alimentare. Quindi c'è sempre un rovescio della medaglia, cioè, che ci deve spingere ad ampliare l'analisi. E questo qui è un altro caso, sta parlando molto di sostenibilità, di mobilità sostenibile, come diciamo, risoluzione definitiva dei problemi di mobilità. Anche qui è altresì vero che se mi fermo alla marmita, è evidente che l'auto elettrica ovviamente a livello di emissioni è emissioni zero, cioè rispetto a qualsiasi altro tipo di motore a scoppio, di motore endotermico. Però anche in questo caso, se vado ad allargare la prospettiva, allora devo cominciare a vedere come quell'energia che poi mi permette di caricare l'auto elettrica viene prodotta, perché se quell'energia viene prodotta ancora da fonte fossile o da fonte non rinnovabile, sto semplicemente spostando il problema. È altresì vero che allo stato attuale, banalmente solo in Italia abbiamo un parco auto di circa 40-45 milioni di autoveicoli, cioè pensare a riconversione complessiva, quindi passare domani mattina, cioè comunque in tempi brevi, a 45 milioni di veicoli elettrici, genererebbe poi il problema appunto di come li andiamo a alimentare, sicuramente non con i pannelli fotovoltaici, perché avremo bisogno praticamente di tutta l'Africa coperta di moduli fotovoltaici per generare l'energia sufficiente per ricaricare poi le nostre auto. Poi c'è il problema della produzione e dello smaltimento delle batterie. Qui non voglio entrare nella parte tecnica, perché ovviamente richiederebbe un approfondimento molto ampio, ma solo per darvi questo stimolo nell'aprire la prospettiva, cioè nel non fermarsi a un solo anello, a un solo frammento del problema, ampliare la prospettiva, capire che sotto c'è effettivamente un fondamento scientifico importante, e questo si concretizza in cosa? Nel fatto che poi la comunicazione in sostenibilità non può essere una comunicazione per slogan, quindi per slogan urlati, cioè per slogan assolutistici, cioè bisogna essere estremamente pragmatici e estremamente razionali, e questo non vuol dire che poi dobbiamo fare comunicazione scientifica, perché vedremo che la parte poi di creatività e di emotività ovviamente è importante anche per attivare determinati processi mentali dei nostri utenti, però non possiamo raccontare delle storie di sostenibilità che non esistono. Partendo poi anche da questo presupposto che la sostenibilità, soprattutto all'interno dell'azienda, non è uno switch on-off, non è una cosa che si costruisce nel brevissimo periodo, è una transizione. Infatti giustamente si parla di
transizione non tanto ecologica perché è riduttiva, perché diciamo, mette il focus solo sulla parte ambientale, diciamo una transizione sostenibile che va appunto a inglobare, cioè, tutto quel sistema di P a cui la professoressa prima faceva giustamente riferimento. È una transizione che richiede tempo e non necessariamente poco, che richiede un'evoluzione culturale sia dal punto di vista delle imprese sia dal punto di vista dei consumatori, cioè, quindi deve esserci una consapevolezza diffusa dell'importanza di questo percorso che dobbiamo fare gioco forza tutti insieme, e con l'altrettanta consapevolezza che richiedono investimenti economici in azienda e magari da un punto di vista anche di cambio di stili di vita per quanto riguarda noi singoli cittadini, che deve portare a delle azioni concrete, perché la sostenibilità deve essere fatta. La sostenibilità non è una cosa che si racconta, lo vedremo fra qualche slide, la comunicazione spesso e volentieri viene dopo. Cioè, noi qui non dobbiamo raccontare che il nostro detersivo lava più bianco, dobbiamo raccontare delle cose che sono state fatte, perché la sostenibilità, cioè, richiede l'azione, richiede l'attività, richiede l'aver fatto qualcosa che poi genera effettivamente un risultato, a maggior ragione se questo risultato è misurabile, standardizzabile, poi confrontabile anche con altre dinamiche. Un altro presupposto di partenza, questo qui fortunatamente ci stiamo arrivando, ma fino a qualche tempo fa, parliamo quasi di mesi, vorrei quasi dire, in azienda non era così scontato, la sostenibilità non è una moda, è stato vissuto fino a poco tempo fa appunto come fenomeno, non dico passeggero, ma come fenomeno non così pesantemente impattante sui modelli di business e sul modo di fare impresa. Invece siamo di fronte a un paradigma evolutivo ineluttabile. Ovviamente adesso risulta difficile immaginare un arco temporale preciso, 2 anni, 5 anni, 10 anni, però il trend è quello che si farà così impresa, cioè non si potrà fare impresa al di fuori della sostenibilità. Le imprese che non sono sostenibili sono lentamente destinate a uscire dal mercato, perché i consumatori non le scelgono, perché le norme stanno ponendo sempre di più degli aspetti proprio regolamentari che impediscono alle aziende non sostenibili di restare all'interno del campo competitivo. E questo qua ci richiede e ci chiama appunto a quella presa di coscienza e l'importanza poi di agire anche molto in velocità, sapendo che l'impatto zero è un'utopia, l'impatto zero non esiste. Lo scopo di una transizione sostenibile in azienda è cercare di mantenere, se non addirittura migliorare i nostri stili di vita, riducendo gli impatti, perché la semplice attività umana, che è semplice respirare, genera CO2, quindi l'impatto zero è sostanzialmente un qualcosa di non realizzabile. E questo presupposto, per esempio, ci può portare a dire quello che sembra un assurdo, cioè quasi cioè veramente uno ossimoro in termini, cioè un'acciaieria può essere sostenibile. Sì, ovvio che non stiamo parlando di un'acciaieria che domani mattina diventa a impatto zero, però c'è un'acciaieria che può appunto avviare questa transizione riducendo in maniera importante i propri impatti produttivi. Dall'altra parte, diciamo, tutti quanti dobbiamo essere disposti ad accettare una quota di impatto, perché altrimenti vorrebbe dire diciamo, non avere più l'acciaio e quindi regredire in maniera importante, vorrebbe tornare indietro di quasi 1000 anni nei nostri stili di vita senza l'acciaio. L'acciaio è ovunque, all'interno delle nostre abitazioni, all'interno dei nostri device tecnologici, all'interno dei mezzi di trasporto, cioè immaginare un mondo senza acciaio non sarebbe possibile. Dall'altra parte però si può produrre acciaio ad alto forno, quindi con tecnologie particolarmente impattanti, si può produrre acciaio con tecnologia ad arco elettrico partendo dal rottame ferroso, quindi in un'ottica anche di riciclo e di economia circolare, riducendo il fabbisogno energetico, riducendo il fabbisogno idrico, quindi facendo forza sull'innovazione tecnologica, sull'innovazione di processo per ridurre gli impatti. Quindi in questo senso qui sì, un'acciaieria può essere sostenibile o meglio può essere più sostenibile di quello che era la produzione dell'acciaio fino a pochi anni fa. Quindi arrivando velocemente a qualche falso mito, a me spesso in azienda mi dicono guarda è solo una questione di etica, non genera business e quindi non mi interessa. In realtà non è così, perché la sostenibilità è un qualcosa che va oltre l'etica. Ovvio che il fondamento etico c'è e ci mancherebbe altro, però ovviamente in azienda la sostenibilità può diventare un fattore di competitività. L'abbiamo visto prima, cioè, i mercati ci stanno chiedendo sostenibilità, i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità e sono disposti a premiare i brand realmente sostenibili.
negli ambienti B2B, cioè quindi all'interno delle filiere, quindi dove gli attori sono aziende, quindi aziende che vendono ad altre aziende, ancora di più questa attenzione alla sostenibilità è importante, proprio perché spesso e volentieri i quadri regolatori disciplinano in maniera molto puntuale questi aspetti. Quindi c'è appunto questo aspetto di compliance normativa, cioè che sta sempre di più restringendo gli anelli, le maglie della rete. E l'abbiamo visto anche un po' prima, cioè, col caso dell'acciaieria, cioè con quell'esempio dell'acciaieria, nel momento in cui riesco a ridurre i miei impatti perché riesco a efficientare il mio ciclo produttivo da un punto di vista energetico, da un punto di vista idrico, vuol dire che all'efficientamento corrisponde anche un risparmio anche economico. Consumare 180 milioni di metri cubi all'anno di acqua rispetto a consumarne 1,5 milioni perché ho inserito un sistema di ricircolo che mi permette di ricircolare l'acqua di raffreddamento, vuol dire che riduco di 170 milioni il mio fabbisogno idrico e quindi faccio bene al pianeta. Dall'altra parte vuol dire che la bolletta idrica anche dal punto di vista economico scende in maniera importante. Poi lo vedremo adesso proprio in cosa vuol dire sostenibilità, c'è questo aspetto anche di benessere condiviso con tutti gli stakeholders. Gli stakeholder sono i portatori di interessi nei confronti dell'azienda, quindi tutti quei soggetti che hanno interesse alla continuità aziendale o più in generale all'attività aziendale. E vedremo come questo approccio a questo benessere condiviso, a questa creazione di valore condiviso, poi aumenta le performance di tutti, perché se tratto bene i miei collaboratori lavorano meglio, se gestisco meglio i miei fornitori sono più predisposti ad aiutarmi in un momento di difficoltà, se crea una relazione positiva con il mondo del credito riesco ad ottenere magari un finanziamento a condizioni più vantaggiose, se mi apro a un dialogo costruttivo e non necessariamente sempre solo conflitti con il territorio, vuol dire che crea un rapporto positivo con la collettività e quindi riesco a gestire e a limitare quelli che possono essere i comitati, no acciaieria, no termovalorizzatore, no questo, no su, no giù, no destra, no sinistra. Un altro falso mito è questo qua ancora abbastanza vivo, perché vedo ancora tanti company profile che, dovendo mettere la doppia pagina della sostenibilità e avendo poco da raccontare, ci dicono siamo sostenibili perché abbiamo messo i pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. Sì, bene ma non benissimo, nel senso che sicuramente il fatto di approvvigionarsi, cioè, dal punto di vista energetico con l'autoconsumo dei moduli fotovoltaici è una cosa positiva, però se prendiamo sempre l'esempio dell'acciaieria di prima, lì diciamo per fare un autoconsumo elettrico servirebbero pannelli fotovoltaici in tutta la pianura padana, cioè, quindi probabilmente ci sono altri ambiti in cui bisogna intervenire per ridurre gli impatti. Quindi per arrivare a una specie di descrizione molto sintetica di cosa sia la sostenibilità, dopo aver visto cosa in parte non è, sicuramente un approccio al business, quindi è qualcosa di strutturato, qualcosa che porta l'azienda a dover rivedere il suo modo di operare, che integra il fine tradizionale economico dell'azienda, che è quello di fare utile, di fare profitto, quindi di remunerare gli shareholders, gli azionisti, il capitale investito, cioè che integra questa finalità con la creazione di valore condiviso con gli stakeholders. Quindi dire, se il profitto resta, perché sennò diventeremo una onlus e non è quello l'obiettivo dell'azienda, ma dipende cosa faccio con questo profitto, quindi non è più solo destinato a remunerare il capitale, ma l'utilizzo per creare questo benessere condiviso con tutto il mio ambiente di riferimento, e quindi diciamo, si basa su questo aspetto di sostenibilità ambientale, quindi riduzione degli impatti che passa dall'efficientamento dei processi e dei prodotti, e quindi qui capiamo quanto la parte di innovazione, di tecnica, di tecnologia è importante, quindi poi come il racconto di questi percorsi di sostenibilità non possono essere semplificati semplicemente con degli slogan generalisti, ma richiedono quantomeno una base oggettiva, spesso e volentieri anche proprio quantitativa e qualitativa, per sostenere un racconto veritiero e credibile. Oltre al fatto appunto di abbinare poi la seconda P, quindi c'è quella parte di people, di persone legata alla sostenibilità sociale, e quindi a questo, diciamo, benessere di tutte le persone, di tutti i soggetti che entrano nell'ecosistema aziendale,
con la consapevolezza che questo modello poi porta a una sostenibilità economica, una business continuity. L'azienda sostenibile è destinata a vivere di più. Si faceva prima riferimento alle 4P, in realtà il modello base di Elkington è basato sulle 3P, quindi Planet, People e Profit. E qui proprio capiamo perché il profit, nonostante adesso si abbia appunto questa tendenza nel cambiarlo in prosperity, dal mio punto di vista è importante che si nomini ancora il profit, perché l'azienda che non fa profitto e che quindi fa perdita sistematica non è etica nel suo DNA, cioè un'azienda che sistematicamente fa perdite non può essere etica, perché vuol dire che non sta remunerando in maniera corretta i suoi collaboratori, piuttosto i suoi fornitori, piuttosto che il mondo finanziario, e non ha risorse per alimentare questo processo di efficientamento. Quindi il profit è importante. La differenza sta in cosa appunto faccio in questo profit, se lo destino tutto alla remunerazione diciamo, dei perimetri proprietari, oppure se passo, grazie a questo acronimo CSV, Creating Share Value, che adesso vedremo un po' più nel dettaglio cosa vuol dire, passo a questo concetto di prosperità, quindi di condivisione, di benessere con tutti, diciamo, con tutto il nostro ambiente di riferimento. Altri due falsi miti, spesso e volentieri ci dicono: guarda, a me non interessa vedere cosa fanno i miei fornitori, cosa fanno i miei clienti, io guardo solo la mia azienda e mi basta, mi avanza. E anzi, sai cosa faccio? Non faccio niente, perché finché non arriva una norma che mi obbliga a fare, non mi muovo, non capisco perché debba investire se non arriva qualcuno a obbligarmi a farlo, e lo stiamo vedendo anche in altri ambiti. Questa slide invece ci fa capire come la sostenibilità richieda un approccio di filiera. C'è proprio una norma di riferimento, una norma tecnica, la ISO 14040, che parla di life cycle assessment. Dobbiamo vedere gli impatti dalla culla alla tomba, o in maniera più corretta adesso addirittura dalla culla alla culla, in un'ottica di economia circolare, perché è facile spostare quote di impatto a monte o a valle della mia catena del valore. L'abbiamo visto un po' prima con l'automobile, vado a vedere solo la marmita, ovviamente la differenza è abissale, però se comincio a vedere come viene prodotta l'energia, come viene trasportata l'energia, probabilmente qualche domanda me la faccio. E quindi questo qui anche a valle non è sufficiente vedere solo cosa sta facendo il mio cliente, ma devo vedere anche che livello di sensibilità e di importanza il cliente del mio cliente sta dando alla sostenibilità. Un quinto falso mito, poi velocemente facciamo due riferimenti sulla comunicazione e magari lanciamo anche l'intervento poi della professoressa. A livello di sostenibilità sociale, anche qui spesso e volentieri mi dicono: sponsorizza la squadra locale di calcio, sosteniamo la Onlus, facciamo beneficenza perché non facciamo più i regali a Natale, ma destiniamo quella cifra a sostenere un'associazione del nostro territorio, quindi faccio sostenibilità sociale. Anche in questo caso è una visione parziale, nel senso che assolutamente lodevoli queste cose. Io dico sempre: ho giocato a calcio 27 anni in squadre sfigatissime grazie a questi imprenditori che avevano l'ardire e la pazzia di sponsorizzare le nostre squadre. Però questa attività rientra nella parte di charity, di filantropia, cioè quindi un po' più nella sfera intima dell'imprenditore, ed è anche un po' più legata alla contingenza. Quest'anno abbiamo fatto un po' più di utile, destiniamo di più, l'anno prossimo facciamo il 20% di perdita, chiudiamo tutti i rubinetti. Sostenibilità sociale invece va proprio in quella direzione di creating share value, che diciamo prima, c'è in quell'anello che ci permette dal profit da passare a prosperity, e quindi in quest'ottica di benessere diffuso sia a livello di stakeholders interni, quindi come gestisco i miei collaboratori, e mi piace anche da questo punto di vista l'evoluzione proprio anche terminologica, perché le parole comunque sono sempre importanti all'interno della disciplina aziendale, dove si parla più di risorse umane, cioè, o di direttore delle risorse umane, ma si parla di people management, quindi non è più un discorso di risorsa umana come se esistessero delle risorse disumane, ma proprio un discorso di centralità della persona, una centralità di persona che poi si riverbera ovviamente anche verso gli esterni in un'ottica di attenzione alla collettività, di inclusione e di sviluppo locale. Quindi velocemente gli ultimi 3 minuti per fare un focus sulla parte comunicativa. Mi dicono: facciamo una bella campagna pubblicitaria, gioco è fatto. Anche qui no, nel senso che la sostenibilità non è un'operazione di marketing o di make-up comunicativo, perché per parlare di sostenibilità bisogna averla fatta.
non vuol dire aver completato il percorso, perché il percorso sostanzialmente è in continuo divenire, è una transizione che dal mio punto di vista non avrà sostanzialmente mai fine, perché se è fortemente legata all'innovazione tecnologica, l'avanzamento dell'innovazione ci porterà sempre a rivedere i nostri processi, i nostri prodotti, i nostri modelli di business, i nostri modelli organizzativi. Però devo aver iniziato a fare qualcosa, non posso non aver fatto niente e iniziare a comunicare. Una comunicazione che ha una doppia valenza, cioè perché vale sicuramente in questa fase qui storica come anche vantaggio competitivo, c'è ancora una grossa differenziazione anche all'interno delle stesse industries, quindi comunicare il fatto di aver avviato una transizione sostenibile può diventarmi un elemento di competitività e sicuramente un'argomentazione anche di vendita importante. Però dall'altra parte c'è un fattore di accelerazione culturale, perché sono le stesse imprese che devono farsi protagonista di questa crescita, di una consapevolezza, di una sensibilità all'interno dei loro comparti. Come in quest'ottica di questa spirale, diciamo, positiva delle 4C, che parte dalla cultura, che viene ovviamente tutto quanto alimentato dalla corretta comunicazione, che parte dalla cultura. La cultura genera consapevolezza, il fatto di essere consapevoli che siamo di fronte a un punto di non ritorno, il fatto che tutti quanti dobbiamo essere partecipi e portare un nostro mattoncino, perché è ovvio che se mi fermo solo all'agenda 2030, obiettivo 2, sconfiggere la fame, uno che ha un'azienda di 3-4 milioni di euro dice scusa, c'è cose che posso fare per sconfiggere la fame. Ovvio che ci sono degli obiettivi macro dove bisogna lavorare a livello di sistema paese, se non addirittura a livello di politica mondiale, ma poi c'è gli stessi obiettivi 2030, poi vengono declinati in dei micro obiettivi, se possiamo così definirli, dove ognuno può portare un suo mattoncino e quindi richiede questa consapevolezza che poi genera dei comportamenti positivi e virtuosi e che poi, grazie anche alla socializzazione che anche i nuovi mezzi ci permettono, porta a una condivisione e quindi a un'accelerazione positiva. E questo qui è un esempio, secondo me, abbastanza significativo di come le 4C possano intervenire. Mi piace provocare su cosa facciamo con l'olio di frittura, cioè è una cosa che bene o male tutti quanti produciamo, perché una frittura di pesce, 2 patatine fritte, magari fine settimana ce le facciamo. Cosa facciamo con l'olio di frittura? Una volta eravamo naturalmente portati a buttarlo nel lavandino, era il gesto più spontaneo che potesse venirci facile. Il problema è che l'olio alimentare gettato nel lavandino è un fattore inquinante devastante, cioè, quindi dobbiamo essere consapevoli, cioè, che questo gesto inquina in maniera importante. E qui ci fa capire come poi la consapevolezza, i comportamenti e la sinergia tra tutti gli attori del sistema diventa importante, perché sempre più spesso, faccio l'esempio di dove vivo io, cioè io vivo a Venezia, a Marghera Eni ha riconvertito una raffineria tradizionale, l'ha riconvertita a bioraffineria. La bioraffineria parte proprio dagli oli alimentari esausti per generare biodiesel che poi viene utilizzato per alimentare il trasporto pubblico locale di Mestre. Ovvio che se io all'inizio non conferisco correttamente l'olio dentro i bidoni della mia azienda di igiene ambientale, il ciclo si interrompe subito. Quindi deve essere compito del produttore di olio, quindi magari scrivermi sull'etichetta: guarda, non buttarlo nel lavandino, vai in cerca del bidone della tua azienda di igiene ambientale, e deve essere compito dell'azienda di igiene ambientale dire: attenzione, non buttate via l'olio, conferitelo qua, perché poi serve per generare biodiesel, biocarburante per i nostri autobus. E quindi questo ci fa capire come la comunicazione della sostenibilità è strutturalmente diversa dalla comunicazione commerciale. Cambiano i target, non è più solo il cliente, sono tutti gli stakeholders, tutti quei soggetti che abbiamo visto prima. Cambiano gli obiettivi, perché sicuramente c'è un discorso di posizionamento e di vantaggio competitivo, ma c'è molta informazione, c'è molta diffusione culturale, e cambiano in parte anche gli stilemi, perché dobbiamo riuscire a bilanciare quella razionalità e tecnicismo che ci richiede quel forte fondamento scientifico anche iniziale, ma per non farla diventare comunicazione scientifica, ma per rendere tutto questo comprensibile a un pubblico disomogeneo, perché il nostro target è disomogeneo per costituzione, dobbiamo bilanciarlo con dei fattori emotivi e di creatività. Quindi sostanzialmente bilanciando 3 aspetti: la parte tecnica, la parte di marketing e comunicazione, e in certi ambiti anche la parte, diciamo, di rendicontazione e di aspetti, diciamo, più numerari e finanziari dell'aspetto della questione, restando sempre su un bilanciamento, perché se vado troppo sulla parte tecnica sto facendo comunicazione scientifica e non riesco a farmi capire
dai miei stakeholders, se faccio solo comunicazione senza i contenuti tecnici sto facendo greenwashing, se mi sbilancio troppo sulla parte finanziaria sto dando un taglio un po' troppo pragmatico ed economico e perdo gli altri due aspetti. Quindi con correttezza, veridicità, attendibilità, confrontabilità, chiarezza, quindi tutti aspetti che ci portano a un pragmatismo comunicativo che, ripeto, non vuol dire poi una comunicazione ingessata, una comunicazione che non sia in grado di emozionare, che non sia in grado di divertire, però deve appunto avere questo forte fondamento, perché il rischio, e con questo chiudo, è il greenwashing, cioè quindi il fatto di andare a comunicare un qualcosa che in realtà non esiste, cioè quindi comunico un comportamento che in realtà presenta proprio una discrasia completa con quello che è la realtà, cioè quindi comunico una cosa positiva quando in realtà la situazione è molto negativa. Con queste due declinazioni, il decoupling, dove proprio l'azienda si inventa, tra virgolette, un comportamento sostenibile laddove veramente non esiste, oppure l'attention deflection, dove sostanzialmente l'azienda va a focalizzarsi su degli aspetti minimali di cose che magari ha fatto nell'ambito della sostenibilità, ma all'interno di un business fortemente impattante. Quindi, proprio l'ultima slide per chiudere, perché dobbiamo essere sostenibili? Perché la ricerca dell'efficientamento e dell'ottimizzazione ci porta evidenti risparmi economici, perché mettere al centro il benessere dei nostri collaboratori, dei nostri fornitori, della nostra catena del valore migliora la prestazione di tutta l'azienda, perché le aziende sostenibili vengono premiate dal sistema finanziario. Il sistema finanziario si sta discutendo molto adesso a livello europeo di ridefinire i rating finanziari, quindi proprio la modalità di inquadramento della solvibilità delle singole aziende, premiando le aziende sostenibili, perché il mercato ce lo sta chiedendo, perché essere sostenibili ci permette anche di essere un po' in anticipo sulla normativa. Abbiamo visto il cambiamento è lento ed è complesso, si aspetta la normativa, poi diventa tutto molto più complesso. Ultimo ma non ultimo, e con questo penso di introdurre il secondo intervento, perché tutto questo poi porta un aumento di capitale reputazionale, cioè migliora il posizionamento distintivo, migliora la reputazione dell'azienda. E giustamente si parla, a mio modo di vedere, di capitale reputazionale, perché noi storicamente siamo abituati a pensare al capitale finanziario piuttosto che al capitale manifatturiero, però in questo periodo qui, oltre proprio al capitale umano, al capitale ambientale, che sono disciplinati anche dai framework di rendicontazione, il capitale reputazionale è una cosa importante per l'azienda, perché sulla reputazione si crea la fiducia e sulla fiducia poi si creano i rapporti con il mercato destinati a crescere, a svilupparsi nel tempo in un'ottica di fidelizzazione ed advocacy. Il vecchio detto bene o male l'importante è che se ne parli non funziona più, bene o male l'importante è che se ne parli bene. E io con questo mi fermo. Se ci sono domande o cose, io resto assolutamente a disposizione, spero di essere stato sufficientemente esaustivo. Grazie molte Federico, è un intervento veramente ricchissimo di spunti e di contenuti. E io rilancio la tua offerta di rispondere alle domande a tutte le studentesse e studenti. Come sempre basta, come abbiamo imparato nei lunghi mesi di didattica a distanza, basta alzare la manina con l'icona sulla barra in alto di Teams oppure accendere la webcam. Comunque sia, se tu puoi restare con noi, magari vediamo poi di fare anche un dibattito, una discussione alla fine anche della prossima relazione. Io però così avrei una domanda, su il greenwashing dall'altra parte, perché tu giustamente l'hai messo nella prospettiva aziendale e siamo molto d'accordo sul non farlo a qualunque costo, assolutamente, molto meglio che non se ne parli se non hai di che parlarne bene, insomma questo ormai è consolidato, almeno sta entrando fortemente nella mentalità degli imprenditori. Ma nel momento in cui appunto dai consigli alle aziende, poi mi immagino che si faccia anche una riflessione sul come venga percepito o recepito dal pubblico, consumatori o meno, dall'opinione pubblica.
E quindi dall'altra parte quali indicazioni possiamo dare a questa opinione pubblica nell'aumentare la propria consapevolezza rispetto a possibili pratiche di greenwashing, cioè come ci si difende o perlomeno si comprende un po' meglio queste dinamiche? Questa qua è una bellissima domanda, cercherò di essere veramente sintetico perché poi non voglio portare via tempo, ancora più tempo alla professoressa Sfardini. Quindi, ora, dal mio punto di vista è sempre una questione o meglio, è importante sempre come si comporta l'emittente, nel senso che io sono assolutamente convinto che sia comunque compito quasi istituzionale dell'impresa lavorare da questo punto di vista qui, cioè nel senso di andare ad affiancare quello che è la sua comunicazione tradizionale che è finalizzata a vendere, cioè a educare il cliente, un cliente che dall'altra parte è comunque sempre più smaliziato, perché allora, sicuramente esistono ancora tante pratiche di greenwashing, magari non fatte con cattiveria, ecco, passatemi il termine, magari per poca conoscenza della materia. Il problema è che il consumatore adesso si informa, nel senso che l'abbattimento delle barriere tecnologiche che ha portato poi sostanzialmente quasi all'azzeramento della simmetria informativa, permette al cliente di essere veramente molto più consapevole e andare in cerca anche da fonti diverse. Ovvio che serve un processo anche di alfabetizzazione della collettività, e lo stiamo veramente vedendo anche in questo periodo dove c'è questa bulimia informativa, sta portando delle persone a essere estremamente selettive sulle informazioni e proprio veramente setacciarle in maniera importante, e un'altra fetta ancora, ahimè, troppo importante, troppo grossa a recepire tutto in maniera indistinta. Io penso che sarà un'evoluzione tutto sommato abbastanza automatica, perché io sono convinto che poi comunque i contenuti positivi alla fine emergono. Questo qua poi non vuol dire che tutti quanti saranno sostenibili, non arriveremo a un punto dove tutte le aziende saranno sostenibili e tutti i consumatori saranno attenti alla sostenibilità. Se io lo guardo veramente negli ultimi anni, butto là delle percentuali assolutamente a caso, ma ci danno un attimo un ordine di trend. 3, 4, 5 anni fa forse il 10% delle aziende entravano minimamente in questi discorsi e dall'altra parte quindi rovesciavano poi sul mercato queste tematiche. Adesso siamo al 30, 40, 50%. Ovvio siamo ancora lontani dal 100, però 50 è meglio di 10. Se facciamo lo stesso discorso fra 3-4 anni magari saremo al 70%. Le aziende nel fashion si parla molto di sostenibilità, esisteranno ancora per tanto tempo il fast fashion? Sì, da un certo punto di vista sì, però magari non più come unico modello possibile e immaginabile, ma con le aziende e dall'altra parte i consumatori che si stanno rendendo conto che esistono anche altri modelli di produzione e di consumo possibili. È una transizione, dal 10 siamo andati al 50, fra 2 anni saremo al 55, fra 3 anni al 70 è meglio di 0. Assolutamente. Allora, io non vedo mani alzate per il momento, quindi ce le teniamo in caldo per dopo, nel dibattito conclusivo, e invece passo la parola appunto alla professoressa Anna Sfardini. Anna Sfardini è ricercatrice presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Insegna comunicazione interculturale, teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, è direttrice responsabile del Master Fare TV, Gestione, Sviluppo, Comunicazione, coordina l'attività di ricerca del centro CERTA, Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi, è autrice di numerose pubblicazioni. Una lunga lista, ne cito alcune: la televisione modelli, teorici e percorsi d'analisi con Scaglioni nel 2017 e l'ultimo il passaggio del G5 e gli effetti sul sistema radiotelevisivo locale con Carelli, editore Rubettino. La professoressa Sfardini oggi ha accettato così il nostro invito di parlare sostanzialmente, di entrare un po' più nel merito delle variabili che rendono efficace una comunicazione e variabili quindi di fiducia, affidabilità, in che misura ci possiamo fidare, quando ci possiamo fidare, e soprattutto appunto nella comunicazione pubblica, per così dire, quindi anche nell'informazione pubblica, quella che ci arriva dai mass media più o meno tradizionali innovativi. Prego il microfono a Anna Sfardini.
Prego. Allora, stavo ringraziandovi l'Università di Udine e appunto anche la professoressa Renata Codiglia per l'invito a intervenire. E questo mio intervento, avendo anche ascoltato l'interessantissimo appunto intervento che mi ha preceduto, è ha un taglio un po' particolare, probabilmente perché in comunicazione, facendo riferimento a un universo simbolico, quindi a un universo immateriale, non si può tanto parlare di sostenibilità, proprio perché sarebbe una sostenibilità difficilmente misurabile in termini proprio come dire, di risultati. Quello che però possiamo avere come elemento di riferimento e che appunto vi propongo, il tema che mi è stato proposto, è la relazione tra comunicazione e fiducia. Allora, intanto recupero, perdonatemi, le mie slide che avevo preparato anch'io, quindi abbiate un attimo di pazienza. Allora, quindi stavo dicendo, il tema proposto della comunicazione fiducia è perché è stato qua scelto? Proprio perché la fiducia può costituire un po' il banco di prova di una comunicazione sostenibile, e poi perché il tema comunicazione e fiducia di fatto rappresenta anche un po' uno dei nodi cruciali della communication research, fin dalle sue origini, e quindi oggi mostra proprio tutta la sua complessità, anche in ragione di un'epoca, quella che stiamo attraversando, segnata dalla pandemia, che sicuramente, come vedremo, ha posto in prima scena la comunicazione e quindi anche un po' le sue caratteristiche, le sue modalità di costruire appunto un patto di fiducia con il pubblico, con la cittadinanza. Allora, quello che cercherò di evidenziare nel mio intervento è che oggi proprio la riflessione sui media e sul loro ruolo come fonti di informazione credibili richiede di assumere una prospettiva che potremmo definire ecologica sulla comunicazione, cioè richiede il bisogno di mettere a punto un progetto condiviso di comunicazione che nel modo in cui vi spiegherò davvero si può definire una comunicazione più sostenibile. Allora, andando con ordine, intanto chiedo di girare sulla prima slide successiva. Federica? Perfetto. Allora, mi sembra utile fare un breve cenno a quanto appunto vi stavo proprio appena dicendo, cioè la presenza fin dalle origini degli studi sui media, quindi stiamo parlando degli anni 20 del secolo scorso, della questione dell'impatto dei mezzi di comunicazione sulle persone, nel senso chiaramente sulle credenze delle persone. Cioè questo binomio comunicazione dei media e fiducie ha alla sua base una grande questione che è quella in buona sostanza del potere dei media. Allora questo potere si esprime in diverse forme, ma qui fisserei l'attenzione su queste tre che vi propongo perché sono quelle che poi ritroveremo che lavorano, hanno lavorato insieme, continuano a lavorare soprattutto appunto in questa fase che ho preso un po' come campione di analisi emblematico, che è stata poi la comunicazione dell'ultimo periodo che abbiamo attraversato, cioè la comunicazione nel corso della pandemia. Allora, la prima forma di potere dei media è in buona sostanza il potere di influenza, cioè fa riferimento al ruolo che i media hanno nell'incidere sulle opinioni, nel diffondere certe tendenze, nel portare avanti certe convinzioni, renderle magari desiderabili, trasformarle insomma anche un po' in mainstream, no? In quel senso comune. E questo è un primo punto. Che sicuramente insomma ognuno di voi avrà sentito spesso, no? I media spesso vengono descritti in questo modo per questa loro capacità di influenza. Una seconda forma di potere è quella che viene chiamata negli studi spirale del silenzio, ma possiamo anche pensare al suo esito per chi poiché la censura, cioè è la capacità anche di nuovo dei media di far emergere certe informazioni a svantaggio di altre, fino addirittura a oscurarne alcune. E infine, questa è una metafora piuttosto nota, i media come quarto potere. In questo caso si fa riferimento a un potere positivo, possiamo dire, dei media,
cioè il loro ruolo di controllo che esercitano sulle istituzioni di governo, sui partiti, sui parlamentari. È quella che magari vi sarà capitato di sentire, si dice quando si parla dei media come watchdog, cioè dei cani da guardia che in buona sostanza permettono al cittadino, al quale il cittadino si affida per controllare appunto chi ci governa. Allora, perché vi ho presentato queste tre forme di potere? Perché quello che noi possiamo evidenziare di fondo è che in tutti questi tre casi il tema dell'autorevolezza dei media come fonti informative in fin dei conti è un po' un dato per scontato. Cioè i media esercitano un potere sul loro pubblico perché? Perché la dinamica relazionale si infonda su un principio che un effetto su questo pubblico ci sarà per forza. Grazie a che cosa? Grazie alla credibilità delle fonti. Allora, quello che oggi, nel 2021, 2020, 2021 diventa interessante analizzare che cos'è? È la natura di questa credibilità, perché noi oggi ci troviamo all'interno di un sistema mediale contemporaneo che è stato spesse volte definito come estremamente complesso, cioè composto da media molto diversi nei loro contenuti, ma anche rispetto alle piattaforme. Prima giustamente si diceva il contenuto is the queen, ma oggi si dice anche platform is the queen, perché più le piattaforme ci sono, più modificano la modalità con cui poi i contenuti vanno a impattare. E poi chiaramente attraverso queste piattaforme ci troviamo di fronte alla complessità di pratiche fruitive molto diverse. Ognuno di noi sa molto bene come gestisce, perché usa TikTok piuttosto che Instagram, perché sceglie di guardare una serie da una piattaforma piuttosto che un'altra e via dicendo. Questo è uno scenario assolutamente complesso. Allora si parla di pervasività dei media digitali, e questa pervasività rende oggi impossibile guardare semplicemente alla comunicazione come questo processo tecnico di trasferimento di informazione, ma piuttosto la comunicazione deve essere oggi guardata, analizzata come un elemento essenziale proprio per il funzionamento della società, in quanto, qui davvero tocchiamo un tema di sostenibilità, la comunicazione agisce, come dicevo prima, a livello immateriale, perché ci fornisce tutti quei contenuti che vanno poi a riempire i nostri universi simbolici. Intendo dire, noi guardiamo la realtà anche attraverso il filtro dei media, conosciamo la realtà attraverso quello che i media ci raccontano, quindi è una forma immateriale simbolica. Ma i media impattano anche a livello materiale, perché arredano, occupano in modo sempre più invasivo e manifesto anche il nostro stesso ambiente fisico, e quindi anche questa è, come dire, una pista di ricerca, una pista di analisi assolutamente interessante. Allora passiamo alla slide successiva, perché chiaramente in questo discorso io porterò avanti, come vi avevo detto, più l'impatto simbolico della comunicazione. E in primo luogo analizzo quello della televisione, dell'informazione televisiva in particolare, che mi interessano perché, riprendendo insomma un po' il discorso che faceva uno studioso di televisione, Roger Silverstone, la televisione è appunto proprio un'istituzione chiave nella mediazione della paura, del rischio, del pericolo, cioè è un mezzo che consideriamo cruciale per capire la nostra capacità di creare e conservare la nostra sicurezza ontologica. E anche questa riflessione insomma ci fa capire proprio cosa si intende per pervasività dei media. Ma la pandemia in particolare ha generato una situazione a livello mondiale da un punto di vista comunicativo davvero unica, che non era mai avvenuta prima. È stato un banco di prova, soprattutto appunto per l'evoluzione e la maturità del sistema mediatico, un banco di prova, dicevo, per analizzare proprio questo circuito di informazione, credibilità delle fonti e quindi fiducia che ne deriva, in quanto sia le istituzioni che la cittadinanza, sono sicura sono cose che abbiamo provato tutti, si sono trovate appunto nella necessità di fare affidamento alla comunicazione mediale.
Allora, il come gestire la comunicazione nella situazione di crisi pandemica si è rivelato il vero tema vitale, cioè come finalizzare la comunicazione per il bene comune. Allora, in questa domanda è indubbio che riecheggia una questione che assomiglia e richiama fortemente quelli che sono poi appunto gli obiettivi, no, di un approccio sostenibile alla nostra esistenza. E allora ciò che è avvenuto nel corso della pandemia è che la televisione si è proprio imposta come una fonte informativa istituzionale di riferimento. La TV è diventata il mezzo, il luogo garante di notizie autorevoli, affidabili, e questo ruolo così centrale si è declinato, come ben sappiamo, in una serie di appuntamenti di taglio informativo, dai TG soliti ai talk show. Questo lo sappiamo anche perché contemporaneamente hanno dovuto chiudere molte produzioni, quindi la televisione di fatto si è riempita di talk show e di informazione. Ma questa informazione ha riscosso un fortissimo successo da parte del pubblico, soprattutto rispetto al periodo precedente alla pandemia, intendo dire proprio in termini di dato d'ascolto, che di fatto certifica e segnala una forte presenza, no, di pubblico, di ascolto televisivo. E di fatto segnala anche la capacità della televisione, di questi programmi, di aver attivato, alimentato un legame di fiducia col proprio pubblico. E quindi insomma la televisione è diventata un po' di nuovo il mezzo, come forse era avvenuto alle sue origini in una fase iniziale, insomma è quel mezzo che certifica e valida i fatti, è il momento addirittura in cui si compie e viene trasferita la comunicazione ufficiale delle televisioni. Ci siamo ritrovati in un momento, ricordo i bollettini giornalieri, le varie conferenze stampa di Conte, ma pensiamo appunto anche all'omelia di Papa Francesco in questa situazione che tutti ricorderemo a livello del nostro patrimonio di immagini, no? Di Piazza San Pietro deserta. E quindi insomma si è imposto come elemento di fiducia, come mezzo di fiducia, e con le sue curve d'ascolto, appunto, come evidenziava Massimo Scaglioni, ha insomma un po' rappresentato il vero e proprio sismografo della crisi, con cui noi quindi abbiamo allacciato e rinvigorito un rapporto di fiducia. Però ci sono anche altri aspetti su questo sfondo, chiedo intanto appunto di passare alla slide successiva. E un esempio per entrare un po' in alcuni contenuti è stato, un esempio emblematico, è stato ad esempio il caso di tanti medici, virologi, scienziati che sono stati coinvolti nella comunicazione televisiva nel corso di questi 2 anni, continuano a essere coinvolti. E questo coinvolgimento, diciamo, di questo mondo di super esperti, la voce della scienza in televisione, è stata una necessità, ma è anche stata una scelta, diciamo, una sfida comunicativa che non era mai stata vista prima, perché ha significato scegliere di impiantare nel linguaggio televisivo quella che possiamo definire un po' la radice del sapere e della competenza, cioè si è tornati a pensare che una comunicazione di fiducia ha bisogno della figura dell'esperto. E quindi, come forse veramente mai avvenuto prima, che cosa è successo? Che il discorso scientifico si è fatto sentire in modo sempre più forte e disintermediato. Per disintermediato intendo dire che chi era in televisione parlava direttamente, no? al pubblico. Ha catturato tra l'altro un'alta attenzione da parte di fasce di pubblico che francamente di solito sono ben restie a questo genere di contenuti di approfondimento. Abbiamo imparato tutti moltissimo, terminologie anche difficili. Al contempo però non possiamo non evidenziare che in questo matrimonio tra televisione e scienza, la televisione ha contagiato il mondo degli esperti scientifici, li ha trascinati dentro le sue logiche di intrattenimento, di spettacolarizzazione dello scontro. Insomma, si è creato dell'inquinamento, perché la sovraesposizione mediatica di queste figure, di professori del mondo scientifico, che di fatto lo sappiamo, sono proprio diventati sempre più dei frequentatori assidui dei salotti televisivi, ha prodotto anche degli effetti di degradamento, perché abbiamo visto le felicissime scazzottate mediatiche tra scienziati, tra illuminati, abbiamo visto delle certezze, ascoltato delle certezze sull'evoluzione della pandemia che
poi purtroppo appunto sono state anche un po' sconfessate, smentite dalla realtà dei fatti. E quindi quello che è avvenuto è che si è creata purtroppo invece una crepa nella credibilità della competenza scientifica. Questo anche chiaramente per una non piena comprensione di che cos'è il discorso scientifico, cioè la garanzia della certezza che il pubblico cercava proprio nella scienza televisiva, nell'incoscienza televisiva, ha fatto poi i conti con la vera natura della scienza, che sappiamo molto bene si basa su ipotesi, procede per prove d'errore, insomma non ha certo certezze preventive. Allora l'esperto di scienza si è un po' trasformato nella figura di un opinionista scientifico, e qui descrivo proprio insomma come la fonte autorevole può in realtà appunto sgretolarsi in altro. Un opinionista che si è messo a parlare appunto per pareri, ha iniziato a azzardare previsioni, qualcosa che abbiamo visto tutti, addirittura a commentare anche fatti esterni alla scienza, alla medicina, magari andando a toccare anche questioni più marcatamente e in modo evidente politiche. Allora, nelle prime fasi della pandemia è chiaro che nessuno poteva essere pronto ad affrontare qualcosa che sappiamo molto bene mutava in modo anche sempre più tragico di giorno in giorno. Oggi però possiamo fare delle considerazioni sugli elementi, diventare diciamo anche come spettatori più consapevoli di quali sono alcuni elementi che appaiono fondamentali nella comunicazione, ma che possono essere declinati in favore di una comunicazione più sostenibile. Perché quando si parla di un patto di fiducia tra mezzo televisivo e pubblico, significa anche utilizzare, trovare degli elementi che siano in grado di garantire un comportamento di fidelizzazione del programma da parte dello spettatore. Intendo dire che dal punto di vista del mondo televisivo, quello che si cerca di fare, che ogni redazione di un programma cerca di fare, è fidelizzare i suoi spettatori e farlo attraverso chiaramente degli ingredienti, attraverso degli elementi. Allora, elementi capaci di strutturare questo patto di fiducia. E quali sono questi elementi? Sono quelli che proprio costruiscono la credibilità della fonte informativa, che prima appunto dicevo essere questa credibilità un po' l'ingrediente indispensabile. Allora, dietro a qualunque programma noi dobbiamo imparare a riconoscere che ci sono questi 4 elementi ai quali il programma si attiva. Il primo è quello degli attori della comunicazione, e intendo dire che ogni programma è ovvio che lavora sulla scelta di un conduttore che ha delle caratteristiche, sulla scelta di specifici ospiti politici, alcuni e non altri, sulla scelta di scienziati come in questo periodo e sulla scelta insomma di altre voci che vengono interpellate rispetto al ruolo che hanno all'interno del panorama culturale, mediale, sociale, via dicendo. E questo quindi è un primo elemento che caratterizzerà e renderà, come dire, in modo particolare la credibilità della fonte. Il secondo elemento, il secondo ingrediente sono chiaramente i contenuti, cioè quali temi vengono scelti, quali temi sceglie di approfondire un programma televisivo e privilegiando quali tagli. I temi non sono mai, i contenuti non sono mai neutri, si fanno delle scelte specifiche. Il terzo ingrediente sono gli stili di comunicazione e qui di nuovo per stabilire che tipo di patto di fiducia io voglio costruire con il mio pubblico e che tipo di patto io pubblico scelgo di approvare, scelgo di premiare, serve questo stile di comunicazione, privilegiare quindi lo stile formale o lo stile informale. Questo cambia moltissimo la natura della comunicazione. Come anche il quarto elemento, che è l'orientamento della comunicazione. Allora ci sono programmi che scelgono e preferiscono, come dire, buttano benzina sui toni allarmistici, altri che invece prediligono una comunicazione più rassicurante, altri ancora un po' come il grillo parlante, un po' più pedagogici, e via dicendo. Allora, quello che voglio sostenere è che la scelta e la gestione di questi elementi non è che deve sempre per forza rappresentare la ricerca della retorica comunicativa migliore per catturare il pubblico.
Questo può funzionare in certe situazioni, ma in altre, come in particolare quando ci troviamo di fronte a una comunicazione che gestisce un'emergenza, allora, come dire, questa comunicazione dovrebbe essere uno strumento che porta l'editore a definire in che modo deve esercitare la sua responsabilità comunicativa. Detto diversamente, la comunicazione nel corso della crisi pandemica ha reso evidente l'importanza di scegliere una comunicazione responsabile, ossia trovare una comunicazione, alimentare una comunicazione capace di gestire un rapporto di fiducia con il pubblico in un modo sostenibile. E sostenibile vuol dire indirizzato al bene comune di questa comunicazione. Bene comune perché va in direzione della società, e la società, ricordiamoci, che è l'obiettivo ultimo della comunicazione stessa. Un obiettivo che appunto nel caso televisivo, malgrado mezzi di riferimento per la pandemia, certe volte è stato, come ho detto, compromesso o un po' tradito. Bisogna poi però guardare, e vediamo quindi anche la slide successiva che fa riferimento all'altro grande mondo che riguarda come dire, la realtà dei media che descrivevo prima, no? Una realtà assolutamente complessa. La televisione ci sono anche le piattaforme e parlando di fonti quindi dobbiamo prendere in considerazione anche il mondo della rete e in questo caso però troviamo delle piattaforme diverse e che di conseguenza hanno diversificato la loro azione, perché parlare del web o della rete insomma significa fare riferimento a spazi, retoriche narrative e attori della comunicazione molto diversi tra loro. E allora rispetto a questo scenario che cosa possiamo evidenziare? In primo luogo ci sono state alcune piattaforme che da subito hanno svolto un ruolo di responsabilità editoriale attraverso accordi con enti e istituzioni per una diffusione delle informazioni corrette sulla pandemia. Pensiamo ad esempio a Twitter che ha subito appunto in accordo con il Ministero della Salute ha invitato gli utenti che cercavano informazioni sul Covid-19 a consultare ad esempio le pagine web del Ministero. Una seconda modalità ha riguardato quella parte del web che è ancora assolutamente attiva, pensiamo adesso appunto alla situazione dei vaccini, che si è strutturata come invece uno spazio di rappresentazione ed esibizione pubblica e anche privata nelle diverse fasi della pandemia. In buona sostanza la rete è diventata un po' questo spazio di sedimentazione di una serie di retoriche narrative molto diverse che erano appunto orientate a un approccio che è diventato sempre più corale, collettivo. Pensate appunto al singolo medico, all'infermiera della prima ora, come poi si sono radunati, come dire, in un racconto collettivo dell'emergenza. E in questo modo si sono prodotti post, commenti degli utenti che via via si sono consolidati intorno a degli hashtag prevalenti, no? Come quello "io resto a casa", e che sono diventati, insomma, vengono definiti dei topi narrativi virali capaci di circolare in modo molto massiccio e capaci di aggregare pubblici sempre più vasti. E questo è, come dire, proprio quando si parla della comunicazione, della forza orizzontale della rete, no? Di costruire legami di fiducia orizzontali. Poi ovviamente c'è stata una terza modalità, soprattutto che ha riguardato il mondo dei social media, che è quella appunto di essere diventati un serbatoio inesauribile di diffusione, circolazione di fake news, uno spazio costantemente precario di informazione con quell'escalation poi di infodemia in buona sostanza. Allora il mondo della rete è stato soprattutto il contesto di una comunicazione che non solo è ovviamente più orizzontale, no? Come si è soliti commentare la rete stessa, ma diciamo un mondo anche caratterizzato da fortissime polarizzazioni, con la costruzione di bolle di saperi, convinzioni, credenze che sono state molto capaci di accrescere la loro credibilità, anche proprio in nome di questa ideologia della dimensione orizzontale della comunicazione in rete. E questa credibilità è poi diventata quella che ha sostenuto ad esempio anche tutta la comunicazione finalizzata alla cosiddetta controinformazione,
suggerire che questa controinformazione potesse essere quella nuova forma di watchdog, no, di cui parlavo prima, contro i poteri forti, contro il complotto, no? Pensiamo ad esempio a quello, con l'idea del complotto, della sorveglianza sanitaria e via dicendo. E allora, appunto mi avvio alle conclusioni con l'ultima slide, l'adozione di una strategia di comunicazione nelle situazioni di emergenza, perché al momento questa riflessione sulla comunicazione sostenibile è chiaro che si accende nel momento in cui c'è una situazione di emergenza, e quindi anche dal punto di vista simbolico diventa evidente che sia necessario mettere a punto una comunicazione di taglio diverso, un taglio che supera l'epoca che è iniziata con gli anni 80, no? Che era l'idea degli effetti forti, della capacità diciamo sul pubblico di conquistare il pubblico. Questa era il grande, come dire, la comunicazione di fatto ha nei suoi obiettivi quella di conquistare il pubblico, ma questa conquista, insomma, in certi casi, appunto la comunicazione di crisi deve avere delle caratteristiche un po' diverse, delle caratteristiche che permettano, insomma, di adeguarsi a un contesto che è quello attuale di una società complessa che, come dicevo, è pervasa dai media e oggi ha un grossissimo problema molto evidente, che non riguarda peraltro soltanto la pandemia, di quello che citavo prima, questa infodemia. Noi abbiamo bisogno di trovare un valido antidoto a questa, diciamo, questo parassita, a questa circolazione di una quantità eccessiva di informazioni che non vengono vagliate con accuratezza, che rendono quindi molto difficile per il pubblico sapersi orientare su un determinato argomento, proprio perché diventa appunto difficile individuare quali sono le cosiddette fonti affidabili, cioè trovare rinnovato il patto di fiducia. Allora subentra la necessità che citavo all'inizio di adottare quello che oggi viene chiamato negli studi sui media un approccio ecologico appunto ai media, cioè capace di farsi garanzia di questa comunicazione sostenibile. Allora l'approccio ecologico ai media di fatto in che cosa si traduce? Si traduce, riporto appunto le riflessioni di uno tra gli studiosi che adotta questo approccio, che è Fausto Colombo, e che prevede appunto di considerare i media il loro ruolo nella società, cercando di valutare appunto le loro conseguenze sulla vita dell'uomo, soprattutto come dire, rispetto alle forme di comunicazione che alimentano e di cui quindi poi la comunicazione si fa veicolo. Allora la prospettiva ecologica e media che cosa comporta? In primo luogo dà proprio grande importanza, dà anzi un riconoscimento di responsabilità ai comunicatori, che siano esperti, professionisti o utenti comuni. Tutti di fatto sono chiamati a farsi carico di questa, chiamiamola, preoccupazione ecologica attraverso dei comportamenti, di nuovo siamo proprio sulla dimensione dei comportamenti necessariamente in grado di invertire questa tendenza pericolosa. Allora, se rispetto alla comunicazione televisiva, come dicevo prima, di fatto questa responsabilità ricade però sui professionisti, sui comunicatori che sono coinvolti e che quindi in certi casi dovrebbero stare lontani da quelle retoriche comunicative molto, se non aggressive, diciamo sicuramente ambigue. Nel caso delle piattaforme mediali, invece, la sostenibilità della comunicazione è francamente più in mano al comportamento degli utenti. Questa è la sede per aprire un discorso che comunque in realtà è centrale e importante, che riguarda poi come funzionano le piattaforme, il big data e via dicendo. Però diciamo che noi che siamo gli utenti in qualche modo abbiamo in realtà un potere, per riprendere questa nozione, un potere che è quello di impiegare, come dire, delle pratiche, e cito con piacere Manifesto della comunicazione non ostile, che già da qualche anno indica in modo chiaro quali sono queste pratiche d'uso delle piattaforme, con cui noi appunto possiamo proprio riusciamo a scarcolare buona parte, non tutti, però buona parte di elementi inquinanti come le fake news, le speech,
che tutti conosciamo benissimo, in favore di una comunicazione che quindi c'è chi dice deve farsi più gentile, più educata, dove è evidente che l'educazione non è certo una questione di buona maniera o di galateo, ma si deve proprio tradurre in un insieme di competenze comunicative, di skills comunicative che qualunque utente dovrebbe conoscere. Il Web 2.0 ci ha insegnato a usare la rete con molta facilità. Questa facilità spesse volte ha fatto perdere di vista la necessità che la facilità debba essere appunto accompagnata a una competenza, a una conoscenza più approfondita della piattaforma, dei media e quindi delle strategie, delle logiche che stanno dietro ai loro linguaggi. Allora solo la costituzione di queste buone pratiche, come sempre, può portare a sostenere una comunicazione sostenibile. Quindi, insomma, i punti di impatto dell'ecosistema mediale sulla nostra società e sulla nostra vita, come dicevo prima, sono molteplici, sono sia immateriali sia materiali sul nostro ambiente. È evidente che possono produrre azioni inquinanti che richiedono di essere controllate attraverso strategie culturali e direi anche politiche, quindi condivido molto come si è concluso l'intervento di prima, individuando la comunicazione come un acceleratore culturale, e questo è anche il senso, no? Della comunicazione che può davvero fare dei passi avanti proprio nel cogliere l'importanza di definire meglio delle buone pratiche di comunicazione. E quindi pure nella banalità, ma certe volte le banalità sono il punto di partenza che non si può in alcun modo scartare, si tratta in sostanza di una questione di responsabilità. Noi siamo ciò che comunichiamo, e la sostenibilità, direi, non soltanto dei media e della comunicazione, ma della nostra società più in generale, direi che oggi dipende proprio anche da questo. E vi ringrazio. Grazie molte Anna Sferdini. Vediamo se riusciamo a togliere le slide. Eccoci, che abbiamo ritrovata dinamica, nel senso che per uno strano effetto abbiamo avuto la tua immagine statica per tutta la presentazione. Ancora misteri di cui un giorno ce ne faremo una ragione. Allora, vediamo di aprire il dibattito per studentesse e studenti, domande, curiosità, approfondimenti, e lo facciamo appunto proprio anche per rispondere così a una sollecitazione che ci è venuta proprio dagli studenti che hanno chiesto maggiori spazi di interazione con docenti relatori, di scambio, di condivisione, per cui adesso io mi aspetterei una giungla, una foresta di mani alzate. Vediamo se qualcuno riesce a dare il buon esempio. E intanto ti faccio una domanda, vediamo quanto azzeccata o difficile, nel senso che faccio seguito a una dichiarazione di Mario Draghi di circa un mese fa, che intervenendo al summit, uno dei summit sui temi ambientali dei paesi maggiormente sviluppati, ha esordito dichiarando che la crisi ambientale diventerà un'emergenza tanto quanto la pandemia, quindi presupponendo poi in qualche modo, come dire, mettendo sul tavolo tutto quello che abbiamo imparato a essere le difficoltà, i problemi, le insidie proprio anche dell'informazione e della comunicazione. Quindi assumo, come dire, il modello e i contenuti che tu ci hai dato rispetto alla crisi pandemica dell'ultimo periodo come paradigma di riferimento, in qualche modo per evitare gli errori possibili, poi che faremo certamente. E mi sono chiesta qual è la difficoltà di identificare le fonti credibili sui temi ambientali e di sostenibilità, pensando ad esempio al fenomeno dei movimenti degli adolescenti, dei giovani, Fridays for Future, con la sua leader, ora le leader, come abbiamo capito, stanno proliferando queste leader,
che hanno un linguaggio proprio che probabilmente ha un maggiore impatto, sicuramente ha un maggiore impatto sui loro coetanei, e che a noi sembra comunque molto diverso, distante in qualche modo da un modello di fonte autorevole che è quella degli esperti. E sapendo benissimo noi che anche gli esperti tra loro sviluppano una dialettica per cui appunto la realtà viene costruita progressivamente man mano con le prove ed errori che non sempre il pubblico riesce a capire. Questo mi sembra che i temi ambientali ci presentino un'ulteriore sfida. Certo, assolutamente, anche perché allora, inizierei con evidenziare peraltro che ormai siamo entrati in un'epoca in cui tutto sarà un'emergenza, nel senso che 2 anni di comunicazione giornaliera, se non minuto per minuto, spinta con l'acceleratore appunto dell'emergenza, di cosa succede ogni minuto, porta poi a dover necessariamente evidenziare ogni questione come una questione di primaria importanza. Nel caso chiaramente ambientale lo è realmente, ma diciamo che ormai il contesto è questo, per cui tutto viene vissuto in questa modalità, e lo dicevo perché questa cosa porta con sé anche poi un rischio, perché la comunicazione, ma soprattutto la ricezione di questo tipo di comunicazione non può vivere mantenendo i toni alti. L'abbiamo provato tutti sulla nostra pelle, dopo un po' che veniamo colpiti da comunicazioni che sono sempre portatrici, no? Di un rischio, di una forte preoccupazione. Quello che succede all'overload informativo, allora chiudo gli occhi, mi tappo le orecchie e non ne voglio più sentire parlare. Per cui dobbiamo forse anche qui trovare una retorica che evidenzia l'importanza senza toccare il tasto dell'emergenza preoccupata, perché temo che questo sulla lunga insomma non porterà niente di positivo. Rispetto alle figure degli esperti, giovanissimi, giovani che cavalcano il tema appunto della difesa dell'ambiente, io trovo che siano un segnale indubbiamente molto positivo, perché sono una modalità con cui una generazione si esprime, quindi attraverso la rete, attraverso i movimenti, e mostra anche quali sono i suoi contenuti di riferimento. La soluzione, che al momento si vede solo in pochi casi e che tra l'altro è stata una formula nuova che nasce, partorita dall'epoca della pandemia, sono degli interessanti casi di collaborazione tra il mondo del web, e quindi realtà, movimenti, testate che riguardano il web, e il mondo dei media istituzionali, che può essere la stampa e la televisione. Allora questa capacità di riuscire a portare avanti un argomento mostrandone i possibili livelli differenti di approfondimento è un modo in cui da un lato i vecchi media si ringiovaniscono e trovano linfa vitale nuova e assolutamente energica, ma dall'altro gli spazi appunto più orizzontali, che hanno un problema di autorevolezza, ne guadagnano invece di appunto in termini di istituzionalizzazione, recuperano dai media, come dire, una sorta di forma più istituzionale, e quindi questa può essere a mio avviso la formula vincente. Grazie, vediamo se ci sono domande di nuovo. Federica? Sono Federica, la tutor del corso. Allora, io avrei, aspettate che abilito anche la videocamera. Buongiorno a tutti. Io avrei una domanda per entrambi gli esperti. Secondo voi questa eccessiva stimolazione anche dei giovani rispetto a essere sostenibili, svolgere azioni sostenibili, acquistare sostenibile, non avete paura possa essere controproducente? Cioè che possa anzi portarli a quasi rifiutare ad un certo punto la sostenibilità? Chi vuole cominciare la risposta? Federico, lasciamo il microfono a Federico. Ok, allora parto io. Allora, sì,
Allora, cioè, sì o no, la risposta secondo me è sì, allora, nel senso che c'è un duplice rischio. Allora, che tutto è sostenibile e niente è sostenibile, cioè, quindi bisogna stare anche un attimo attenti, perché in questa fase di transizione dove tutti quanti si professano sostenibili, il rischio è quello veramente di banalizzare un percorso che invece è estremamente complesso. Dall'altra parte mi ricollego alla figura di Greta Thunberg, perché penso che sia comunque una figura centrale nel dibattito, sul quale c'è un rapporto di amore e odio, se posso dire, nel senso che l'ho apprezzata proprio per la capacità di aver messo al centro del dibattito, non politico, cioè, perché secondo me parlare ai grandi del pianeta e questa tematica poteva essere anche relativamente facile, ma di muovere effettivamente i ragazzi, cioè che sono difficilmente attivabili adesso, cioè io posso portare l'esperto, ma non c'è un ragazzo di 15 anni, 16 anni, non guarda alle 23 su Rai 1 porta a porta dove l'esperto parla di sostenibilità, cioè e quindi lei ha avuto la capacità di parlare con un linguaggio anche assolutamente diretto e tra pari, cioè che è riuscita a generare appunto questa attenzione, questa sensibilità. Di converso, e mi ricollego alla domanda di Federica, io sono estremamente contrario alla visione di sostenibilità che porta lei, perché è una visione estremamente radicale, di ecologismo radicale, che è quello che in realtà ci ha fatto perdere una quarantina d'anni negli anni 70, dove la visione della sostenibilità, che a quel tempo non era sostenibilità ma si parlava di ecologia, era regressiva, cioè era una forma di espiazione, cioè, per i mali del pianeta, no? Cioè, quindi io inquino, se io mi comporto male, quindi devo fustigarmi comprando prodotti sfigati di fatto, cioè, perché erano prodotti basso performanti, erano prodotti a design zero, quella sorta di sostenibilità che a me piace chiamare sostenibilità col saio, no? Cioè, quindi dobbiamo regredire negli stili di vita. Allora, ovvio che se diventare sostenibili vuol dire questa estremizzazione, cioè che da qualche parte, cioè più da qualche parte è portata, allora lì l'effetto sarà esattamente quello degli anni 80, perché noi siamo passati da questa forma di ecologismo radicale di nicchia, sono poi passati alla lutilanza degli anni 80. Cioè il rischio è che chi effettivamente ha comunque la consapevolezza di una problematica ambientale importante, però se dall'altra parte gli dici non andare in aereo a New York, non prendere il farmaco se hai mal di testa, non mangiare carne, non fare questo, non fare l'altro, se diventa essere sostenibili vuol dire non fare questo, no, allora a quel punto lì abbiamo l'effetto esattamente contrario, perché c'è chi di noi è disposto a rinunciare allo stile di vita attuale, cioè perché diciamo la telefonia, cioè la tecnologia di per sé ha un fondamento di insostenibilità. Chi è che è disposto a rinunciare al cellulare adesso? Cioè nessuno, quindi alla fine il rischio è che estremizzare questa situazione riporti a un rifiuto generalizzato, e quello là sarebbe un problema. Posto che poi lo faccio sempre come battuta, cioè non dobbiamo andare in aereo a New York perché l'aereo inquina. Poi Greta Thunberg è andata a New York in barca a vela, posto che mi piacerebbe avere un mese per andare a New York in barca a vela, non ce l'ho, è andato con i Mocha 60, cioè l'Imoca 60 è una imbarcazione da competizione che fa una regata che si chiama Vendée Globe, che ha un mercato, cioè quell'imbarcazione, cioè l'ultima è stata venduta, che era quella sponsorizzata da Hugo Boss, è stata venduta a 4.200.000 euro, cioè quindi non è che stiamo parlando di una barca, cioè che dal punto di vista della produzione, dell'impatto, sia propriamente, cioè non è andato con la scialuppa Remi, è andato con la barca, cioè che costa svariati milioni, quindi bisogna stare attenti, perché il rischio di repulsione secondo me in questo momento qua, ed è una domanda assolutamente centrata, è molto concreto. Sì, grazie mille. Senz'altro ci può essere questo rischio, ma allo stesso tempo è anche il rischio, diciamo, di perdere chi tende a un approccio fanatico alle cose, per cui appunto esprime un certo fanatismo e porta avanti il movimento in questo senso, ma poi noi sappiamo un po' come dire, le curve poi di distribuzione della popolazione, per cui c'è chi è particolarmente fanatico, ma poi c'è un'ampia curva che gestisce direttamente il tema della sostenibilità. Io infatti mi sento più in un approccio positivo, una visione positiva, perché reputo, ad esempio, faccio riferimento forse dove vivo, ma credo che sia abbastanza diffusa questa pratica, i nostri figli e ragazzini ormai sono abituati a scuola ad avere laboratori e temi sulla sostenibilità
ed è questo un approccio, insomma, di socializzazione alla tematica che io non reputo affatto secondario quando fatto bene, e francamente ormai è una tematica sulla quale qualunque ragazzino sa dire delle cose e non gli interessa neanche sicuramente assumere un approccio così fanatico. Quindi questo è un primo elemento che reputo che faccia e produca i suoi frutti. Il secondo elemento sono i brand penso appunto anche quelli non sfigati, appunto di moda, perché è molto giusto questo discorso di un'immagine della sostenibilità che a lungo è stata un po' relegata per la cosa di quello sì bravo a comportarsi, ma appunto poi poco interessante. Allora è un po' come la stessa cosa che sta avvenendo sui temi di diversity e inclusion, brand molto importanti che cavalcano delle questioni che sono delle questioni di responsabilità sociale e che anche toccano appunto la moda. E credo che questa sia un'altra via che se prosegue in questo modo permette di scongiurare, diciamo, il rischio appunto che si diceva paventato, che a un certo punto non se ne può più e torniamo a essere tutti. Pensiamo ad esempio anche al successo delle macchine ibride, adesso senza fare nomi di aziende, ma si registrano grandissimi successi di vendita di macchine, poi perché adesso anche su questo magari si scopre che la macchina ibrida è peggio di quella benzina, non lo so, non ne intendo così approfonditamente, però anche questo è l'espressione di una modalità di essere consumatore che si sta modificando. Faccio fatica a pensare che possa tornare indietro. Benissimo, grazie molte, non vedo altre domande richieste, per cui a questo punto io appunto vado a chiudere ringraziando tantissimo tutti i Posso fare un intervento? Sì, Sono in tempo? sì, certo, se ha una domanda... Sì. Prego, se si può presentare. Sì, sono Ilias Tragalas del primo anno delle relazioni pubbliche. Ah, certo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire questo, che io parto naturalmente dal gnosis eαυτόν, ossia il conoscere se stessi di Cilone di Lacedemona, che era uno dei 7 saggi greci, e unisco i concetti del professor Rossi, cultura, consapevolezza, comportamenti e condivisione, assieme a quelli della professoressa Sfardini, credo, giusto? Che praticamente ha parlato di responsabilità e di credibilità. Quindi se gli attori di comunicazione e il loro contenuto sono responsabili, allora lo stile di comunicazione sicuramente sarà molto sostenibile. Questa è la mia modesta opinione e vi ringrazio. Grazie molte per la domanda. Vediamo se i nostri relatori hanno una battuta di commento. Ha fatto una sintesi perfetta. Esatto, devo dire. Del pomeriggio di oggi. Intanto si è già guadagnato un punto all'esame, per il prossimo esame di comunicazione. 2 ore sintetizzate in 10 secondi. Grazie mille. Benissimo, grazie a lei e andiamo, non vedo altri a farsi, per cui andiamo appunto a ringraziare intanto il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, che ha inaugurato appunto questa seconda edizione del nostro corso, il professoressa Lombardi, presidente del comitato di coordinamento RUS nazionale, il professor Marangon che ha dovuto lasciarci per correre ad un'altra riunione, giusto a filo, e i nostri fantastici relatori. Veramente per me siete stati una gioia per il cuore, ma appunto giocando in casa sui temi della comunicazione mi sono sentita stimolata e coinvolta e spero veramente di trovare un'occasione prossima futura magari per continuare ad approfondire questi argomenti, queste conversazioni.
E quindi vi ringrazio infinitamente a nome anche di tutti gli studenti e studentesse e arrivederci a presto, spero. Grazie a voi.